I carabinieri della tenenza di Ribera hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca due soggetti, uno di 23 anni, residente del posto, disoccupato, e un cittadino di origini tunisine di 37 anni, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. I due sono stati accusati in concorso tra loro del reato di resistenza, violenza e lesione a pubblico ufficiale. In particolare, nella giornata di ieri, nel corso di un predisposto servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari dell'Arma hanno notato il cittadino tunisino che, dopo essere disceso da un pullman proveniente da Palermo e con atteggiamento alquanto circospetto, si dirigeva presso l'autovettura in sosta, un Alfa Romeo Mito, dove a bordo vi era un 23enne ad attenderlo. I carabinieri hanno deciso di intervenire prontamente per procedere al controllo dei due soggetti, ma improvvisamente il tunisino si è introdotto all'interno del veicolo e, chiudendo lo sportello dell'auto, ha colpito la mano del carabiniere che tentava di bloccarlo. I due sono stati dati poi alla fuga a bordo del veicolo. Fortunatamente il carabiniere ha riportato solo lievi lesioni, giudicate guaribili in 2 giorni. I due soggetti nella serata sono stati rintracciati e denunciati a piede libero.